Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo in Barcellona, Spagna, nel premio di Catalogna e pioggia battente, partiamo con un diluvio universale per poi passare a pioggia leggera e poi addirittura asciutto. Staremo a vedere, sarà un'altra strategia pazzesca. Queste sono le mie gare ragazzi, dobbiamo sfruttarle assolutamente. Raga, andiamo, partiamo dalla terza posizione. Vai raga, facciamo solo miscela grassa in partenza, poi teniamo standard. Vai ragazzi, andiamo, Gran Premio di Spagna. Dopo il brutto ritiro di soci. Mamma mia, però piove veramente tanto, Mamma mia. Collisione con Verstappen, vabbè. Ok, non ho danni per fortuna. Spero se ne stanno già andando. È un po' diversa dalla pioggia. Diciamo che... Porca puttana, la Cina. Le prime gare sono più favorevoli. Sicuramente Catalogna non è strafavorevole. Miscela standard. E vediamo. Mamma mia come si scivola. Si fa fatica ragazzi, si fa molta fatica. Verstappen però va lento. Sarà una gara eterna signori, sarà una gara eterna. Mamma quanto diluvia. Mamma come slitto. Slittate come indiane signori. Devo fare punti qua. Ok, avevo un piccolo margine su Verstappen. Giro record di Rosberg. Giro record di Nicolino Rosberg. Però con la pioggia già è un buon passo, dai. Ok, allora non dirmelo stronzo. Però in realtà stiamo prendendo tantissimo da Verstappen, Stiamo guadagnando molto su Verstappen. Fa tappo Verstappen signori, bene. Devo stare attento a non fare errori, cazzo. Verstappen va lentissimo. Una cosa mi piace molto. Lungo no, per fortuna non mi salvo. Ci salviamo qua, molto bene. Stiamo guadagnando tanto però su Verstappen, tutti quanti, perfetto. È molto positivo questo. Va dopo lungo, mamma mia quanto piove fioi. Veramente una pioggia asfissiante, se così si può dire. 1.42, 0.40 per Gigi Hamilton. Giriamo su tempi simili comunque. Verstappen sta rallentando il mondo praticamente. Sostenere anche il carburante. Vedo che ho perso la posizione come un pirla da Alonso, lungo, mamma mia, altro che lungo, ho rischiato di andare sull'erba. Mamma mia, che scodate. Scodate come indiani, ma siamo vicini a Alonso che sta andando pianino anche Alonso. Dai che superiamo Alonso.
Mamma mia, lotta vera con Alfonso. Anche Alonso delle sbavature, mamma mia. Dai comandino, prova la staccatona, prova la staccatona. E superiamo Alfonso, signori, superiamo Alfonso. Adesso abbiamo Hamilton e Rosberg, adesso sarà dura da prendere le Mercedes. Poi chiaramente se la pista si asciugherà più avanti, ancora più impossibile da sfruttare la pioggia in realtà. Comunque siamo terzi, va bene. 1.42.0, 22 per Gigi Hamilton. Non capisco, comunque è un piccolo calo già di prestazioni. Si sono avvicinati anche Verstappen e Vettel, penso. Siamo al settimo giro ormai. Mamma mia, le Mercedes se ne sono andate il 18% di usura. Stanno tornando tutti. Devo tornare a spingere come prima, solo che non è facile. Guarda, non la tengo, non la tengo. 11 secondi ho già preso dalle Mercedes, ma questo è anche normale. Comunque lo sapete, io ho le mie gare. Ho delle gare che posso, cioè, per esempio la prossima Spa, Monza, altre gare dove posso vincere. Se certe, arrivare terzo comunque qua sarebbe un sogno. Vabbè, vediamo, stiamo calmi ragazzi. Adesso ho ripreso un po' di terreno. Dovrei tenere il più possibile le gomme perché per fare una sosta andare direttamente alle intermedie. Però sarà durissima, io ci proverò. Ok, pensiamo alla gara, non giriamo troppo la telecamera che sennò rischiamo di sbagliare. Buono come blau job, come blau job. Ok, 1.42.7, 11 secondi però da Hamilton. Questo Gran Premio di Spagna. E che stiamo tornando a girare bene adesso. Gara tranquilla per il momento, anche se piove, nessun incidente, nessuna bandiera gialla, niente di niente per il momento. Vediamo quanta benza ho. 1,87. Ok, dai, siamo là. Comunque ho guadagnato qualcosa su Alfonsino, questo è positivo. Questo è molto positivo. Lo sapete ragazzi che l'errore dietro l'angolo io non riavvio mai, quindi il ritiro ci può sempre stare. Ok. Occhio, questo terzo settore lo odio. Non c'è niente da fare. Voglio andare alla Ferrari, però Rosberg, giro record di Hamilton, 1.41.8. Mamma mia che giro di Gigi, signori. Che giro di Hamilton. Mamma mia, la perdo. Che giro di Gigi, signori. Mamma mia. Mamma, se sono una fatica a tenere ragazzi, è estremo, cioè quando c'è pioggia estrema è veramente dura. E anche, insomma, l'ABS per fortuna, non potrei proprio giocare senza ragazzi adesso. Magari più avanti, sono 10 stagioni. Mi dà già le intermedie possibilmente, adesso vediamo.
Da valutare, ragazzi, da valutare. Mamma mia. Tanto teniamo così, poi decido io. No? Mamma mia, anche qua rischio. Alonso recupera di nuovo su Verstappen. Perdo continuamente dalle Mercedes, dalle McLaren. Dalla McLaren sono là invece. Il mio compagno di squadra. Va nei box. Sì, qualcuno va ai box. Qualcuno sta nei box. Sì, Rosbiff. Intermedie per Rosbiff. Intermedie per Rosbiff. Io aspetto che ecco che arriva il sorpasso, ragazzi. Ho ritirato tantissimo l'intermedia. Vado nel prossimo giro. Mi hanno già ripreso. Hanno fatto già il pit stop. Loro incredibile. Lasciamoli passare. Non c'è scampo con le Mercedes. Ho aspettato nella speranza che loro dopo mettano un'altra intermedia. Io invece vado dritto per dopo mettere quelle d'asciutto se veramente fa asciutto. È un rischio, ragazzi. Perché adesso la previsione è ottavo. Fuori dei box. Non la tengo più con le... Faccio troppa fatica con le gomme da bagnato. Ok, intermedie. Speriamo di aver fatto la strategia giusta. Se no, sono cazzi, signori. Esco dai box ottavo. Però le gomme molto più nuove, perché loro hanno già qua 5 giri, 4-5 giri. Mamma mia. E dopo speriamo nell'asciutto, quindi loro mettono un'altra intermedia magari, perché si consuma quella. Vedremo. E sì, questa metto. Box per il Come, che fa una fatica mostruosa. Prima sosta anche per Veneziano. Anche Alonso è wet comunque. Alonso rimane. Mette le intermedie. Siamo quinti per il momento. Tutti gli altri hanno le intermedie comunque. Ok, ottavi. Manteniamo l'ottavo posto teoricamente, sì, penso di sì. Ok, l'ottavo posto come da previsione. E adesso devo tirare come un porco disperato. Devo portarla tutta la sua vita, dopo sperare nell'asciutto tra un po', e loro speriamo che magari hanno le gomme intermedie consumate, perché hanno 5-6 giri in più di me. Vediamo se il Kuma l'ha indovinata, speriamo. Abbiamo Bottas davanti, il mio rivale anche. Non dirmi che fa asciutto subito, se no è finita, se no è finito tutto. Se puoi mettere le asciutte... Beh, è impossibile, cazzo, piove ancora di brutto e bagnato. Può essere, dai. Ti stanno migliorando tanto però, Io dovrei fare anche il fastest, secondo me ho le possibilità di farlo con le gomme così nuove. Anche Alonso ai box. Alfonsino ai box. Mamma come sto tirando. Cioè, sto provando quantomeno. Cazzo, sto per 4 secondi da botta. Ho recuperato qualcosina. Il distacco dal tuo compagno è 8,3 secondi. Devo dare tutto, ragazzi, devo dare tutto.
Devo veramente dare tutto. Il distacco dalla vettura davanti è 4,9 secondi. Non ce la faccio, anche se le gomme più nuove non riesco a recuperare. Era meglio andare ai box subito forse. Dai comandino. No, per la botta se lo vedo adesso. Sto recuperando la Valtteri. Stiamo recuperando la Valtteri. Stiamo spingendo al massimo nella speranza di avere un pit stop in meno degli altri. Il distacco dalla vettura dietro di te è 6. È il terzo settore che ha un problema purtroppo. Io odio il terzo settore. Eccolo qua Bottas. Siamo molto avvicinati a Valtteri. Buono, dai. Con calma. Mamma mia, siamo vicinissimi. Stiamo prendendo tempo però. Pintiamo all'esterno, andiamo all'interno, no, non ce la posso fare in sta curva. Spreco energie qua e tempo prezioso. Ma adesso arriva il sorpasso sul nostro rivale, anche su Valtteri. E siamo in sesta posizione. Nessun ritiro per il momento, gara ordinaria proprio. Finalmente, incredibilmente per il Come finora una gara ordinaria. Facciamo Daniel Ricciardo. A voi la scelta. Il distacco è 3,9 secondi. Vai Kuma. Vai piccolo Kuma. Si può prendere anche Ricciardo. Bisogna capire il tempo, raga. Bisogna capire le condizioni meteo. Purtroppo anche se non le gomme con 5-6 giri in più nessuno andrà ai box. Penso a mettere altri intermedi. La vedo molto dura. Però piove ancora. E questo è positivo. Previsioni del tempo. Previsione smetterà di piovere entro 10 minuti. Entro 10 minuti, ok. Quindi ancora tempo per vedere magari ancora le intermedie. Se si consumano le intermedie devono andare comunque a mettere per forza, se no non possono andare con le slick così. Ricciardo però 3 secondi, Ricciardo a 3 secondi. No, stiamo recuperando però, dai, che anche Ricciardo ha messo le gomme prestissimo rispetto a noi. Buono. Il problema è che comunque se tutti andiamo facciamo ancora una sosta, sicuramente perdo il podio. Questo è sicuro. Dai, cazzo. Occhio. Sbandata bruttina. Però ci siamo. Stiamo dando tutto, ragazzi. Stiamo realmente dando tutto. Però Ricciardo è sempre davanti. Fra circa 2 giri ti monteremo le gomme intermedie. Ok, No, distanza ma quanto? compagno di scuderia. E coglione, noi stiamo scherzando. Non le cambiano le gomme. Questo è un vaneggio dell'ingegnere che si fa le pippe proprio. Sti ingegneri che si fanno le pippe. Non va bene. Un secondo, 2 secondi, dai. Dai che piano piano stiamo recuperando anche da Ricciardo, che ha le gomme. Se io del 26 lui le ha più del 35, sicuramente. In tanti vanno ai box, infatti. Tanti stanno andando ai box. Vediamo se il Kuma la azzecca.
Vediamo se il Cume l'ha azzeccata, signori. Se l'ho azzeccata, poi devo sperare nell'asciutto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,1 secondi. Dai, dai, che non le gomme usurate, le merdacce. Infatti qualcuno sta andando ai box. Anche Ricciardo secondo me va ai box. Lo vedo male Ricciardo. Ha perso tantissimo in sto giro. E infatti va ai box. Il Cume non sbaglia. Sì, il Cume non sbaglia. Chiaramente non possono mettere le slick. Siamo quarti, però perdiamo il terzo posto. Alonso ai box. Perché ancora le gomme. Ha appena messo le gomme. Adesso devo aspettare l'asciutto però, Adesso la strategia è la seguente. Il Cume deve aspettare l'asciutto. 10 minuti ha detto il porco. La pista si asciugherà, sta smettendo di Ok, piovere. ok, e questo benissimo, e questo è stupendo. Ci vorrà un po' chiaramente perché si asciughi la pista. E adesso vediamo chi ha ragione. Adesso vediamo chi ha ragione. Io chiaramente non posso andare ai box anche se ho l'usura al 100% per dire non posso andare. E adesso vediamo chi cazzo ha ragione. C'è tensione, Beppe. C'è tensione. Dai comandino, dai comandino. Siamo nel corso del 22esimo giro, ormai siamo al 23esimo. Hamilton ha le gomme nuove rispetto alle mie. Lo stiamo girando veramente bene. Alcune informazioni su Sainz, è di nuovo veloce, quindi immagino che il problema Mi sia fa piacere, comunque siamo terzo posto. Hanno abilitato il DRS, ragazzi. Anche se siamo al 64%, siamo qua perché stanno lottando Hamilton e Rosberg da 3 giri in maniera forsennata. Adesso bisogna capire cosa fare, se andare ai box o no. A metterli asciutto, come d'asciutto. Per il momento comunque sto dietro. Qualcuno va. Dunque, qui al garage pensano tutti che sia il momento di passare alle gomme da asciutto. Saranno scivolose, ma probabilmente più veloci. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Vai. Andiamo ai box. Si va ai box, ragazzi, la rischiamo. Se non vanno loro, sono dolori. Ho le gomme finite, rischio di forarle. Rischio di forare le gomme. Mamma mia che gara. Spero che ho fatto un miracolo arrivare così, Adesso vado con la miscela grassa fino alla fine e vediamo. Veloci. Ok. Perfetto. Perfetto, perfetto, siamo quarti. E adesso, Fio, voglio vincerla. Possiamo vincerla. Anche se in realtà sull'asciutto ne prendo più le bombe dal computer. Ma io posso perché il Cume può tutto. Ho veramente un buon passo gara, cazzo. Miscela grassa. Oh, più di 4 giri. Guardate che roba, guardate quanto carburante ho, ragazzi. Più 4,62, record mondiale. E adesso me li vado a prendere. Neanche un ritiro comunque, è incredibile sta gara. È incredibile quando è ordinaria, ragazzi, ormai col Cume. Sarà dura ma ce la possiamo fare. Sarà dura ma ce la possiamo fare, ci credo, credo che possiamo vincerla secondo me. Per me è incredibile vincere la seconda gara.
Dai Kume, provaci, non perdere tempo. Guarda, che stronzi. Ok, vai box. Mamma mia, ci arriva sul passo. E anche Hamilton ai box. Ragazzi, la posso vincere. Con una sosta in meno. Con una sosta in meno, signori. In queste condizioni sono cazzi. Con una sosta in meno, fioi. Solo così potrò fare l'impresa e la sto per fare. Mi vado a prendere anche il fastest lap, fioi. Me lo vado a prendere proprio. Voglio anche il fastest. Signori, il Kume c'è, Il Kume c'è. Bravo Kumendino, bravo Kumendino. Guarda come sto tirando, ragazzi. Come sto tirando con la miscela grassa. Ormai sono proprio gasatissimo. Giro record di Verstappen. Record del Grosjean. Penso di potercela fare a fare il record. Verlaine 1,30. 1,30 Ericsson. Rosberg comunque vicino chiaramente. Ma stiamo tirando come dei maledetti. Giro record 1,28 e 499. Signori, giro mostruoso. Cioè, quantomeno l'icone mi distrugge. Ok. Silenzio, però stiamo vincendo. Stiamo calmi. Chill laps remaining. Ho fatto bene a tenere sempre la miscela così. Mamma mia. Mamma mia. Alonso, giro record di Alfonso. Record di Alfonso. Ma che c'è bandiera blu, stronzo di Ericsson. Chi cazzo sei? Forse Nasr, buono. Non è che stiamo andando alla grande. Giro record di Verstappen. Ho fatto bene a tenere il carburante. Vediamo il motore al 96%, stiamo un po' rischiando, ma devo tenere la miscela grassa per forza. Buono. Rosberg è vicino però. Nicolino è vicino, fioi. Una sosta in meno. Mamma mia. Uno grandissimo. Gasboro, giro record su giri record. Non si capisce più un cazzo. Giro record di Gigi. Ma sto portando a casa qualcosa di irripetibile, fioi. Ma no, lo sbaglio. Può arrivare la seconda vittoria in 5 gare. Una cosa veramente incredibile. Se non mi tirava soci erano cazzi, per gli altri. Alonso, giro record, Raikkonen e Rosberg è vicinissimo. Penso a una sosta in meno fatte pure Rosberg qua. Non avrei mai vinto chiaramente con con 3 soste. Con 3 soste ero quinto. Quinto con 3 soste. Mamma mia, sta arrivando Rosberg adesso. Mi sto cagando addosso. Ma sto creando qualcosa di grande, fio, ve lo dico. È una vittoria fondamentale se arriva. Mamma, cosa sto combinando. Mamma, cosa sto combinando. Mamma, cosa ha fatto il Kume? Che ha fatto il Kume? Che ha fatto il Kume? Va a vincere una gara impossibile. Impossibile, con 2 soste al posto di 3. Incredibile, incredibile. Della McLaren, oggi si aggiudica una vittoria stupenda. Terza vittoria in carriera. Luca, qual
Ragazzi, ma si può cambiare casco? Io non lo so in corsa. Se sapete, mandate un messaggino. E il Come porta a casa una vittoria mondiale proprio. Grazie alla strategia. Yes. Bravo Come adesso. Champagne. Nella classifica siamo terzi nel mondiale a 70 punti. Ora siamo tutti là però. Nella costruttori secondi a 44 punti. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ho fatto qualcosa di incredibile. Ciao.